Agrigento, ombelico della manifestazione regionale indetta da CGIL, CISL e UIL per il lavoro e la legalità. Una scelta non a caso in una realtà che fa registrare uno dei più alti indici di disoccupazione dell'isola e del paese. Una provincia con 1000 emergenze e vertenze aperte. Concentramento davanti alla sede della Camera di Commercio e poi il corteo che, snodandosi per la via Atenea, ha raggiunto gli spazi culturali Temenos della Chiesa San Pietro, dove si è tenuta un'assemblea. Ricca la piattaforma rivendicativa. È necessario che si intervenga immediatamente con una rivisitazione e una riqualificazione della spesa verso priorità individuate in maniera chiara e strategiche che portino allo sviluppo e alla crescita di questo territorio, quindi abbracciando interventi estremamente ampi a partire dalle infrastrutture, dal sostegno alle imprese, dalla capacità di valorizzare le profonde, le grandi ricchezze territoriali che noi abbiamo, come in questa città dove siamo oggi, come Agrigento. Non è possibile che i nostri centri urbani siano in una situazione di degrado così assoluta e soprattutto è necessario che si mettano in atto politiche attive del lavoro insieme alle politiche passive che siano di sostegno in questa fase di grande disagio. È un momento di grande protesta nei confronti e contro il governo regionale. I lavoratori, i cittadini sono stanchi di essere presi in giro e quindi oggi protestano. Si protesta in tutte le province della regione. Anche ad Agrigento grande presenza di lavoratori e cittadini, vogliamo risposte da Crocetta. Il governatore anziché dare risposte ha pensato bene di andare a fare le vacanze in Tunisia e lasciare la Sicilia in mano a nessuno. La CGIL, CISL e UIL oggi dimostra che questa regione è in un grande stato di sofferenza. Chiediamo che si diano risposte a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini. Un governo che è da 3 anni che è lì e che secondo noi non ha risposto alle attese, alle aspettative, ai bisogni dei siciliani. Continuiamo a chiederlo ai sindaci di questi comuni che vorremmo nostri alleati in questa battaglia, continuiamo a chiederlo alle forze imprenditoriali che vorremmo accanto a noi in questa battaglia. Noi siamo in piena emergenza economica e sociale. Chi non se ne accorge o chi fa finta di non accorgersi e pensa che tutto va bene, guardate che qui le cose non vanno bene. Ogni giorno del giornale ci tempestano dei venti di ripresa. Questo vento in provincia di Agrigento non è mai arrivato e tutte le principali questioni che avevamo 3 anni fa le abbiamo ancora in campo, drammaticamente in campo. Alla manifestazione presenti anche gli operatori ecologici licenziati a seguito del nuovo appalto dei rifiuti. Dopo 2 mesi hanno lasciato per alcune ore la postazione davanti a Palazzo dei Giganti per partecipare al corteo. Siamo scesi a manifestare per il nostro diritto, il diritto che è di tutti, quello dei lavoratori, dai forestali ai lavoratori dipendenti delle ditte che si occupano di spazzamento e rifiuti della città. Come sapete da 66 giorni che noi siamo incatenati davanti al Comune per una protesta molto civile e pacifica e speriamo che le istituzioni proposte, a partire dai nostri sindacati, dalle istituzioni politiche, il sindaco, il prefetto, intervengano immediatamente e ci facciano ritornare al nostro posto di lavoro, è solo quello che vogliamo.